Ciao e bentornati sul mio canale. È da un po' che non faccio un'introduzione al brano che solitamente propongo, ma in questo caso ho deciso di fare un'eccezione perché si tratta veramente di un brano didattico, credo tra i più famosi della storia, e sto parlando, come avrete capito dal titolo, della canzonetta del Piccolo Montanaro, scritta da Francesco Paolo Frontini in edizioni Cherish. Ecco, questa edizione che conta ormai più di 30 anni, insomma, la posseggo da quando ero veramente un bambino che suonava il pianoforte alle prime armi. La mia è una presentazione che è valida anche come un invito ad ascoltare la sua musica. Purtroppo Francesco Paolo Frontini viene un po' dimenticato dopo aver affrontato questa canzonetta e forse poco altro, la marcia trionfale o la danza araba. Ecco, questi sono i suoi tre pezzi più conosciuti. Una volta lavorati questi tre pezzi, queste canzoncine didattiche di repertorio che spesso le si sentono eseguite nei saggi, il povero Frontini viene un po' messo da parte e lasciato nel cassetto dove c'è scritto dimenticatoio. Ecco, questo è un vero peccato perché Frontini prima di tutto è un compositore italianissimo, nello specifico catanese, nato nel 1860 e morto nel 1939, quindi insomma ha vissuto un periodo musicale italiano ed europeo molto intenso, e nella sua musica è racchiuso tutto il folklore dell'Italia del Sud dell'epoca, ma anche in alcuni casi dell'Italia presente, di oggi. Ecco, per fortuna diciamo che attraverso la musica, come lui stesso dichiarava, è possibile tramandare la cultura di generazione in generazione. E, detto questo, una piccola nota: sentirete forse nell'immaginario comune questo pezzo è diventato un po' troppo veloce, suonato freneticamente, e sentirete la mia interpretazione forse un po' più lenta rispetto a quella che immaginate, ma questo perché ho voluto stare molto attento a quelle che erano le indicazioni specifiche nella sua parte. In primo luogo è un andante e non un allegro, e in secondo luogo alla fine, dove troviamo l'ultima battuta, c'è scritto durata complessiva 3 minuti. Questa indicazione è un'indicazione originale di Frontini e va assolutamente rispettata. Si capisce che per arrivare alla fine con una durata di 3 minuti il tempo è quello che sentirete tra poco nella mia interpretazione. Detto questo, documentatevi, ascoltate la musica di Frontini, qualcosina su YouTube, a parte il Piccolo Montanaro che appunto avrà tutta una serie di video dedicati, c'è tantissima altra roba, altrimenti ricordatevi i soliti streaming che aiutano un po' ormai ad ascoltare qualsiasi cosa. Grazie, buon ascolto e arrivederci al prossimo video.